Gentili intervenuti, buonasera. Oggi è il solstizio d'estate, è l'ultimo dia di estiu. E la banda dona a chi benvenuto a tutti al Santo Servizio, benvenuti a voi amici. A che ci è servizio dei festeggiamenti a onore di San Giovanni, ideati, patrocinati del Comune di Alghil, del sindaco Stefano Lograno, assessorato al turismo e Fondazione Meta. L'evento è incluso nei festeggiamenti in onore di San Giovanni, ideato e patrocinato dal Comune di Alghero, dal sindaco Stefano Lograno, assessorato al turismo e Fondazione Meta. Dico ancora che la serata è del solstizio d'estate, primo giorno. Bene, è iniziata con un raduno bandistico che è partito dalla Piazzale della Pace verso la passeggiata a Barcellona, si è arrivati al porto per le vie del centro storico e poi con a capo la banda musicale Antonio Lerici di Alghero. C'era il corpo bandistico Luigi Canapa di Sassari, la banda musicale di Signori, che hanno concluso il percorso musicale in piazza Solis, e tutte queste bande insieme, fantastico e meraviglioso, hanno intonato le note di Inno alla Giulia, diretta dal maestro Pietro Dore. Con le colleghe con la maestra Pietro Dore, che è diplomata al Conservatorio Luigi Canapa di Viola, docente da più di 20 anni nei corsi bandistici interni alla Delirci, collabora con l'Orchestra Filarmonica della Sardegna dal 2001, direttore artistico della Delirci. Bene. Pietro Dore. Vorrei fare un comunicato, oggi doveva starci qui un piccolo posto qui al lato ideato dai fratelli della Misericordia di Alghero. Si dovrà dare una piccola offerta per del pane benedetto di San Giovanni. Questa manifestazione, diciamo, questo fatto si farà il giorno 23 di fronte, diciamo, alla chiesa di San Giovanni, giù da questa parte verso Lugo. Sarà il giorno 23, si potrà dare un'offerta e offrire, e si offrono questi pani benedetti per i bambini del Madagascar. Pietro Dore, iniziamo subito con Santana, musica di Santana Puente Coster. Flor de Luna, Olio, come va? Europa, dirige il maestro Pietro Dore.
Buon Natale e voi siete impegnati. Fai un bel applauso alla nostra banda di reggae salveditica. A quanta también nos, novas, arribaras e arribats, los aiutos stanno anche, sono partitucci acá. Ma già crescendo meglio. Stai di pensare che la banda musicale di reggae è l'unio di noi altri. Também per la canzone, perché canzone che è importante, também per la nostra lingua, che era importante, ho imparato a scrivere, io lo dico sempre, è un po' per difficoltà, ma un po' di pazienza si resiste. E la banda ha dato tanta fizza a Raghi. Dos noms així, Jim Antoni Cao che ha scritto tante canzoni per Raghi e suonava la banda musicale. Giuseppe Leoi, Musconi, Lo Balbì, la Caldanera, chi è che non conosce la Caldanera? Ecco, questi sono figli della banda. Beh, andiamo avanti. Come secondo film, My Secret Live Song, musica di Kiss Liak. Lo solista da tromba, lo tenevano anche, e sbicciamagato, ma già siamo scusi al temi, Giuseppe Manca.
Ecco, Giuseppe Manco in piedi, grazie alla banda musicale. Mi hanno riferito in questo momento che in piazza io ho fatto il nome di Antoni Cao, c'è il figlio Pasqualino, c'è ancora? Se può avvicinarsi un attimo, Pasqualino Cao. Maestro Pasqualino, non gli sta. Vabbè, se ci sente si può avvicinare dopo. Terzo brano, McKnife, musica di Carty Well. Maestro, sei pronto? Ma sposto. Pietro Dore. Bene, meritato questo applauso. Anche la solo del batterista. Un attimo di... non di raccoglimento, no. Io lo spassizza anche, perché avete le pinzette tutti, sì, tranquilla. Stamattina qualcuno mi ha detto, ma ho saputo che devi presentare la banda musicale d'Alghero in Piazza Civica, ma non è possibile. Un cantautore, uno che fa tante altre cose, dovrebbe essere loro a presentarli. Niente di più vero. La banda musicale di Alghero per me è un'istituzione,
per me è un orgoglio presentare stasera questi ragazzi e questo signore. Questi ragazzi, anche al signor Camerata che non è più ragazzo, anche il signor Antonino non è più ragazzo, ma sono tutti ragazzi della Mari. Ancora un grande applauso per loro e dopo andiamo avanti. Sway, musica di Pablo Beltrán Ruiz, a suon di Cha Cha Cha. Pietro Dore, buonasera. Ma una puglia non ti bastava, no? Gli assincana chiede. Buonasera signor maestro, già sempre sempre impegnati, ha dato il sorriso, taccifatite. Bene, andiamo avanti. Eitul Ellis musica di Trevor Cosma.
meglio conosciuta come Le Foglie Morte. Ascoltiamo una versione bandistica a tempo di rumba, rock e swing con Silva Perez Prado. Maestro. Grazie. Bene, siamo arrivati
alle presentazioni l'organico del concerto che teniamo a voi anche. Ecco gli elementi: piccolo mi bemolle Sara Lepri, clarinetto in si bemolle Annalisa Lepri, Mario Natali, Francesco Saiu, Franco, Silvia Saiu, Italia Sanna, Beatrice Poda, Silvia Rosso, Ilenia Pigò, Rossella Camerada, una delle ultime entrate, Iris Pais, una delle ultime entrate, Miriana Pais, altra ultima entrata, Carlo Padeu, Alessio Pasquino, ecco il clarinetto, sax soprano Antonio Saiu, uno degli ultimi anziani ancora che abbiamo qui, non vuole, e già va bene, e le svignu, io so creatura, va bene. Franco Arcamone, Irene Caria, al sax contralto, fossi io alto ma che sax su basso, culti grossi, Giuseppe Sanna, Emanuela Cadoni, Natascia Caria, Enrico Arba, sax tenore, Tanima Franceschi Scognamillo, eccolo qui, e Nicola Filippi, al flicorno baritono, Nois Garis, che è un giovane de Foras, Frederick Milstein, al trombò, no, non al Garis che vedi trombati, no, trombone, ecco, trombone, Giovanni Coversito, ecco un'altra che non s'aggarizza ma talmente sai la passione per la musica che tabile vede Foras, Uri Nosviu, trombe, battiamo le mani, arriva il direttore, non la conosce canzone, è una partita allora, scuola, sono stato a San Peo, scontrava il direttore, a uno sono avviso. Allora, trovo il presidente della banda musicale Antonio De Resci del Ghero, Salvatore Camerada. E adesso l'altro elemento, l'altra tromba che poco fa ha fatto il solista, Giuseppe Manca, Manuele Costantino, Flicorno contralto, no, anche i controlto ma ha scritto proprio, già so io tolto. Flicorno contralto, Giovanni Cureta, Giovanni, Lorenzo Calvia, al basso tuba Antonello Enna, alla batteria, che poco fa ci ha fatto sentire una solo, Antonello Uda, alle percussioni, ecco un altro nuovo arrivati, e pati, Cristian Grosso, chitarra Pierpaolo Floris, e poi abbiamo detto tutto, vedi, prima il presidente Salvatore Camerada, ancora una volta, e alzate una volta, e il maestro direttore artistico docente Pietro Dore, pronto, buonasera Pietro Dore, lo director de una disposición.
Bene, Arantanim, Over the Rainbow, musica di Harold Arlen, rivisitata per banda a tempo di reggae. Andiamo a Giamaica. Prego direttore. Grazie, grazie, grazie. Poco fa nella presentazione degli elementi della banda musicale del Ghiero devo nominare un altro elemento che ha iniziato dal raduno sino alla conclusione in Piazza Solis, che poi per motivi di lavoro è mancato, Cristian Martinelli, per motivi di lavoro devo andare via. Piazza Civica, una volta si chiamava Piazza della Musica, è vero?
Signor Camerata, è vero, signor Antonino, si chiama Piazza della Musica, no? Piazza della Musica, anche perché si tenevano dei concerti proprio, ne stiamo parlando di tanti anni fa. Bene, andiamo avanti. Maestri musica di Johnny Burke. Al sax contralto Franceschi Scognamillo. Maestro Dore, posso andare? Grazie.
Bravi, grazie banda musicale leggero e bravo Francesco Scognamillo. Io sono mirando anche in questo momento, volevo dire una cosa, che per causa di forza esterna, non è colpa di nessuno, manco dell'amministrazione, si notano in italiana in questo momento, per ora per convincere anziani che si stanno appoggiando a pariti in pochi italiani. Creatura Sagura Santerra, Signora Sagura Santerra, va bene, e sono caso di dire, pranivo la scaria se segliamo Santerra. Allora, per in pazienza, la musica va veloce. Ma dite in questo momento che la presenza, che è Zagaradina, del sindaco Stefano Lubrano. Sì, il signor sindaco se vuole comunare un momento, vuol dire qualche cosa a questa signor sindaco Stefano Lubrano. Novici. Denagli da Montevideo, sì. Poi ti va un momento, signor sindaco Lubrano? A stare in banca, sì. Non so arriva per lì, a questo momento di prendere la sua presenza. Grazie, buona tarda. No, è sveglio più di vino, io lo dico. Potete dire che di cosa? Anagarese o in italiano? Anagarese. Boh. Beva Anagarese. No, in italiano. Misto Riviera. Ma buonasera a tutti, no, chiedo scusa, ero nel fondo con la famiglia. Come hai fatto a vedermi? Ho mandato 4 Le spie. No, spero che questa serata possa essere di vostro gradimento con la musica della banda da Nerci, con il maestro Dore. Lo abbiamo pensato per i festeggiamenti di San Giovanni, ma l'abbiamo pensato per intrattenere in primo luogo certamente i nostri cittadini, ma anche coloro i quali vengono da fuori. Concludo questo brevissimo saluto per una chiesa di Bevanguzza a Tozzi, buona musica a Tozzi. Buona tarda. Grazie al signor sindaco Stefano Lubrano, fa sempre piacere. Bene, andiamo avanti. Perez Prado, anchissime. Ecco, avevo anticipato. Perez Prado, musica di Perez Prado, mambo, ritmo di ciunga, se devo uscire ciunga, come c'è un uomo. E Patrizia. E va bene, quando va io.
Signor Maestro, posso? Sì, grazie. Un applauso al Maestro Dore, Pietro Dore, l'ampolla che s'applica una volta. Grazie alla nostra banda musicale. Come avete notato, la banda musicale del Liero si è evoluta. Non sono le solite cose che si facevano una volta. Ancora oggi qualcuno
per me si azzarda, fuochi de Azurillas che esisci, cosa dicono sempre è la banda del Trullalira, non è vero niente, non è la banda del Trullalà. Come avete state ascoltando stasera, fanno brani che tutti i generi, anche con aver messo altri strumenti nell'interno della banda come la batteria e come la chitarra, che sono cose in più su una banda musicale. Bene, andiamo avanti, penso che si pronunci così. In Summer, Hilti, musica di James Last, solista al sax soprano Franco Arcamone. Prego, Lista. bravo Franco Arcamone. E bravi tutti voi però, Prego. Andiamo avanti. Qui vedo in piazza qualcuno, lo vedo, ho visto poco fa dei musicisti e vorrei ricordare, vedo anche la presenza di Cino Fada, Giovannina Piras. E Cino Fada è stato premiato dal premio di Santa Cecilia l'anno, mi pare, 2 anni fa, 3 anni fa. 2 anni fa. Ah, adesso il premio, sì.
Poi ho visto anche Franco Sivis, Musiganciu, Antis, era qui, bassista del... Ah, è qui, bassista degli anni 60 con me nel complesso degli Indipendenti, ecco un altro musicista. Andiamo avanti. Mister Saxo Beat. Di Marci parlava, quanti cantavano in inglese usato? No. Si dovevano fare i pezzi in inglese. Praticamente si compravano i dischi e ci stava ore perché non si parlava. Quindi imparavamo le parole così dal disco come nei pezzi dei Beatles, dei Rolling Stones, di questi qui. E quindi a volte si facevano anche, si dicevano delle strafalcioni. Magari i turisti a volte si mettevano a ridere proprio nei locali perché non si capiva, allora diva io canta ciullai, senza offesa ai cinesi. Bene, Mister Saxo Beat, musica di Valentin Alessandre, maestro d'ore, posso? Grazie. Bene, sono dimenticato di dire che tanti fuochi di Azurile che esci musicale. Bene, ripeto ancora, Mister Saxo Beat, musica di Valentin Alessandre. Bravi, grazie a tutti voi dell'applauso. Maestro, te verso di nuovo. Non sempre come ci diamo a Rita. Bene, dobbiamo ringraziare
innanzitutto il pubblico presente, gentili intervenuti, il sindaco Stefano Lubrano, l'assessorato al turismo, la fondazione Metta, le forze dell'ordine di polizia municipale, la Misericordia d'Alghero, gli organi di stampa e tutti coloro che hanno collaborato a questo evento, bande musicali Luigi Canepa di Sassari, Seluri e la banda musicale di Alghero, e soprattutto il nostro direttore artistico, il maestro Pietro Dore. Con oggi inizia la festa di San Giovanni, ecco la festa, arriviamo al fuoco il 23, se non sbaglio, no? Il 23 o il 24? Vabbè, San Giovanni quando è il 23? Il 24, facciamo 23. Fino a dus, va bene. Il giorno ci sarà una postazione giù in spiaggia con dei pani benedetti, si può fare un'offerta, è organizzata dalla Misericordia d'Alghero, un'offerta per i ragazzi, i bambini del Madagascar. Bene, e a me mi hanno chiesto un bis, cosa vuole dire? Io non lo so. Ma bis! Bis! E da quella porta no? Bis! Maestro, buonasera. Prego. Adesso sono per dirigere l'orchestra. Guarda, senti, guarda, vedi con la macchina.
bravi i nostri ragazzi, compresi i più grandetti, sempre ragazzi. Grazie a tutti, grazie al maestro Pietro Dore e arrivederci alla prossima volta. A Musveur a tutti, buona data.